Sì, è importantissima la cultura per il territorio delle colline Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Da una parte è un attrattore turistico e dall'altra parte è animazione territoriale, quindi veramente funziona sia dal punto di vista dell'abitante del territorio che dal punto di vista del visitatore che viene a trovarci. Siamo sempre di fianco a questi eventi di territorio che devono essere coordinati veramente da un'unica regia e che è importante che vengano fatti, alzino l'asticella e facciano arrivare nelle colline Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sempre più persone. È una manifestazione che vuole far riscoprire il nostro territorio attraverso la visione di tanti artisti e uomini di cultura che arrivando da fuori ne interpretano il significato e il genius loci. Il nostro è un territorio che ha dato dei natali importanti, tra cui su tutti cito sempre Andrea Zanzotto come persona e sismografo di un territorio, di una società che nel tempo è cambiata. Con questa nuova iniziativa, con questa kermesse che si chiama Poster, diamo avvio a questa ricerca attraverso i luoghi, attraverso il pensiero, coinvolgendo appunto persone di tutti i livelli culturali che arrivano da tutte le parti d'Italia e mi auguro prossimamente anche del mondo, cercando di interrogarci sul futuro di questo territorio.